Ma è un modo per far stare insieme i bimbi con le loro famiglie, con gli insegnanti, anche con gli anziani. È bellissima questa immagine perché c'è anche l'altra generazione degli anziani che sono nella casa di riposo sopra la scuola e sono tutti insieme oggi nel nome di cosa? Nel nome del Pesto, che vuol dire cultura, che vuol dire la nostra terra, che vuol dire Genova. E credo che questo sia molto bello perché è un modo per tramandare in maniera molto semplice e concreta ai bimbi i nostri sapori e il nostro essere genovesi. Che cosa c'è di più forte che dare ai bimbi il ruolo di essere parte di questa cultura? C'è chi indossa proprio e diventa aglio, c'è chi diventa pinoli, c'è chi diventa basilico, insomma sono bellissimi, infatti così ho visto un bimbo che aveva la forma del parmigiano. Sono parte attiva di una festa collettiva e si sentono parte della nostra cultura, di una cultura che poi sta a loro tramandare, questo è il senso, devono tramandare questo nostro, diciamo, questo nostro patrimonio, che è un patrimonio di fatto internazionale e mondiale. E credo che il fatto che una scuola lo faccia diventare forza viva sia qualcosa di bellissimo. Siamo alla sesta edizione, io credo di averle vissute tutte dalla prima e sono felice di essere qui oggi a condividere la gioia di questo, che poi coincide sostanzialmente anche con l'avvio della chiusura di un anno scolastico e con la gioia degli insegnanti e dei bimbi. È bellissimo.